Sardegna Motor News, uscì da Danilo. Com'è andata la gara? Va bene, ho corso nella KZ1 e ho fatto un secondo posto nella prima manche e un primo posto nell'ultima manche. Sono molto contento, ringrazio tutti gli sponsor che mi hanno dato una mano, soprattutto mio padre, Ugira Salvatore. E niente, faccio un ringraziamento soprattutto a Giuseppe Soro e Antonio che mi hanno dato una mano sulla messa a punto del kart e tante altre cose, li ringrazio molto. La pista del Ghero ti è piaciuta particolarmente? La pista del Ghero è una pista bellissima, molto impegnativa e è bella, sì. Speriamo di andare bene anche nelle prossime gare. Prossimo appuntamento Travazza? Sì, prossimo appuntamento Travazza. Tra un mese circa? Sì, fra un mese circa e speriamo di andare bene anche lì. E se ce la facciamo con il livello economico, perché quello è sempre la parte peggiore.